Un giro ad anello dal grande impatto panoramico e paesaggistico. Da una parte le monumentali pareti delle Dolomiti di Sesto, dall'altra i più dolci pendii delle Alpi Carniche, due versanti diametralmente opposti. Giunse così anche la tanto osannata neve, che segna il passaggio definitivo alla stagione invernale. Si parte dal passo di Montecroce in Comelico, valico alpino che divide la Val di Sesto in Alto Adige dalla Val di Padola nella regione Veneto. Quella che si prospetta oggi è una bellissima giornata di sole. Si seguono quindi le indicazioni del segnavia numero 131 in direzione Malga Nemes, attraverso questo magnifico biotopo che sembra quasi il regno di Frozen. Raggiungeremo Malga Nemes, il nostro primo obiettivo di giornata, per poi, almeno condizioni di innevamento a parte, raggiungere anche la seconda malga, quella Klambach, per fare così un bellissimo giro d'anello. Intanto mi è venuto già caldo, quindi si sale subito. E allora signorina, come va oggi? Un po' allenamento. Non è facile. Per fortuna. Semplicemente un incanto. Seguiamo quindi il segnavia numero 13 in direzione Nemes Alm o Malga di Nemes,
che per dare un riferimento geografico è quella che guarda il vicino Comelico e i versanti dell'ex vulcano del Col Quaternà. In un'ora di cammino dal nostro punto di partenza raggiungiamo a quota 1877 metri il rifugio Malga-Nemes, dove si estende una panoramica dalle Dolomiti di Sesto alle Alpi Carniche. Il sentiero è molto turistico fino ad ora, ci sono molte persone, quindi anziché raggiungere la seconda malga, ovvero la Clambach, scegliamo di proseguire sul senivia numero 156 alla nostra destra e in direzione Malga Coltrondo, molto meno frequentata e quindi più visibile. Ci addentriamo quindi attraverso questa comoda e strada larga ben battuta nella molto meno frequentata Val d'Orera, che per dare un riferimento geografico guarda il Comelico, quindi la regione Veneto. Questo tratto di sentiero com'è? Avventuroso. Guadagnato? E guadagnato perché la comoda strada larga, forestale ben battuta, diventa un sentiero che, seppur tracciato, richiede un impegno maggiore, soprattutto con le abbondanti nevicate che sono venute nei giorni precedenti. Ma rende questo maggiormente più selvaggio. Ci si diverte.
È una giornata strepitosa, bel tempo, sole, tanta neve. Siamo passati nel giro di una settimana da nevicate praticamente inesistenti e neve inesistente, se non alle altitudini maggiori, a tanta neve. Ma ben venga sia la neve che il freddo, finalmente. E questa, come quella di oggi, è una giornata in cui ci ricarica di energia positiva. Fantastico. Impossibile non tornare bambini o bambine, vero? C'è anche il piatto vegetariano. Là di confermeresti la In circa un'ora di cammino da Malga Nemes raggiungiamo Malga Coltrondo, a quota 1880 metri, situata nella regione Veneto e appartenente al territorio della Val Comelico, quindi del Comelico superiore. Si trova al confine con l'Alto Adige, poco distante dal confine austriaco e vicino alla Costa della Spina e anche al Col di Quaternà, e anche da qui la vista panoramica è pregevole su tutto il gruppo delle Dolomiti di Sesto. Quindi, dopo un ottimo pranzo a rifugio con un'ottima accoglienza da parte dei gestori Diego e Michela, proseguiamo in direzione del passo di Monte Croce in Comelico per dare vita quindi ad un anello escursionistico. Il sentiero numero 149, che si ricollega alla forestale che questa mattina abbiamo intrapreso per salire a Malga Nemes, in questa stagione è praticamente totalmente innevato. Non sono rese necessarie le ciaspole perché c'è una traccia ben marcata da seguire, ma rallenta di molto il giro escursionistico, quindi va monitorato in base alle condizioni di innevamento. Si sviluppa comunque attraverso questo bel e piacevole bosco di abeti, voilà, senza stare attenti a non scivolare che un po', ecco, appena cava già i raboncini. Vabbè, con minore attenzione comunque si affronta.
Ci ricongiungiamo quindi al sentiero numero 131 per dare luogo quindi a un bellissimo anello escursionistico. Arriviamo quindi alle considerazioni finali. Quello di oggi è un bellissimo trekking a cavallo tra due regioni, il Veneto e l'Alto Adige. Il primo tratto, quello dal passo di Montecroce in Comerico al rifugio Malga Nemes, è indubbiamente molto panoramico, però molto sovraffollato, molto turistico, adatto praticamente a grandi e piccini, ma bisogna prepararsi a avere flotte di persone che non sono, diciamo, l'ideale per chi vuole vivere una giornata all'insegna della tranquillità e non degli schiamazzi. Quindi invece il tratto che va dal rifugio Nemes a Malga Coltrondo è il tratto quello meno turistico, sicuramente più autentico, all'insegna del vero escursionismo, reso molto piacevole anche dal pranzo in rifugio, con un ottimo pranzo a base di prodotti rigorosamente tipici e un'ottima accoglienza. Noi con questo vi ringraziamo per essere arrivati fino a questo punto del video. Per i maggiori dettagli vi rimando in descrizione, e se il video vi è piaciuto vi diamo appuntamento al prossimo. Un saluto! Ciao! Ti sei divertita oggi? Sì. Come i bambini? Anch'io comunque, giornata stratosferica.